Anche in questo caso questi errori di forma che danno già il senso dell'aria che sta tirando. È gravissimo, è gravissimo. L'aria che sta tirando perché dice... perché non si può avere un vizio di forma su un processo così importante che riguarda l'economia di mezzo paese, di mezza Italia. Non si può, non si può accettare, non si deve accettare, non si può. Cavallari. Tecnicamente parlando il vizio di notifica, adesso io faccio la parte dell'avvocato, per fortuna o per sfortuna lo posso spiegare in 2 parole. In sintesi, cosa accade nella fase preliminare del procedimento? Per accertare che le parti siano regolarmente costituite all'interno del processo, del dibattimento, il giudice la prima cosa che fa verifica che siano tornate le cartoline di ritorno, no? Cioè, io ti mando il decreto di citazione a giudizio, c'è la cartolina di ritorno postale allegata, se quella non c'è, apro il fascicolo, io sono il giudice dell'udienza preliminare, non vedo la cartolina di ritorno, devo chiudere il fascicolo. Perché? Perché per me, a norma di legge, l'imputato non è presente. Siccome l'imputato ha diritto alla difesa, automaticamente per codice non può neppure cominciare il procedimento penale. Se non comincia il procedimento penale, automaticamente abbiamo anche il problema delle parti civili. Perché? Perché ovviamente le parti civili devono costituirsi, ma anche gli imputati hanno il diritto, a norma di codice, di fare tutte le eccezioni preliminari alle costituzioni di parti civili, che garantito sicuramente ce ne saranno una montagna. Per cui noi avremo praticamente a che fare con 4, 5 mila, 6 mila parti civili, non so se questi più o meno siano i numeri, e lì avremo praticamente gli avvocati difensori dei costituenti imputati, che ovviamente oggi formalmente non sono presenti, che inevitabilmente solleveranno una montagna di eccezioni, e questo sarà l'ulteriore step, l'ulteriore ostacolo a questo procedimento, che sarà facilissimo immaginare ci saranno, anche perché mi pare che gli avvocati difensori siano persone di un certo spessore e non credo scherzino, ecco. Certo, ha spiegato bene l'avvocato, mi perdoni. In questo processo, ripeto, l'aria che tira si capisce già perché non hanno calcolato le cartoline di ritorno quando sarebbero arrivate, se prima dell'udienza preliminare o no. Quindi l'avvocato ha fatto bene a spiegare e qua capite già l'aria che tira, se già hanno calcolato male i tempi di ritorno delle cartoline. Non lo so. Certo. Allora, non lo so. Veniamo adesso invece all'aspetto, chiamiamola così, economico, no? Allora, si sta discutendo, è stato presentato un emendamento alla legge di bilancio per l'istituzione di questo fondo, un fondo di rimborso per gli azionisti e gli obbligazionisti truffati. Vedo già Ugone che si agita sulla sedia e insomma, so che anche le posizioni è stata una proposta che ha diviso le associazioni dei risparmiatori, ma volevo far intervenire Pontelli su questo. L'emendamento Baretta, stiamo parlando dell'emendamento Baretta? Sì. Ma adesso, anzi, credo che l'abbia presentato Giorgio Santini, il senatore del Partito Democratico. Comunque, innanzitutto bisogna vedere quanto sarà l'ammontare di questo fondo, perché si parla di 100-200 milioni che probabilmente saranno se no un caffè per tutti. A me quello che fa impressione sinceramente, al di là degli aspetti procedurali che sono sicuramente giusti e che danno indicazione un po' di quello che si sta cercando di far andare, di far scemare, ma quello che fa impressione sinceramente è che stanno venendo pubblicati anche i nomi delle società, delle persone fisiche che hanno in parte contribuito con le proprie insolvenze a mandare sul lastrico le banche e di conseguenza i risparmiatori. Ora io mi chiedo, ma è possibile che 8 anni fa io fossi l'unico che mi chiedessi ma come mai questo gruppo Boscolo che da Chioggia si va a comprare il Gallia, si va a comprare un albergo a Cannes, ma che patrimonio avrà mai questo Boscolo? Oppure Statuto, come fa a comprare tutti questi immobili e diventare uno dei più grossi immobiliaristi d'Italia? Ma che patrimonio mai avrà dato in garanzia? Invece alla fine in garanzia davano lo stesso bene che loro stavano comprando, sperando sempre col solito discorso maledetto che l'Italia è maledetta per questo della rivalutazione degli immobili. Il nostro sistema bancario è andato in crisi nel momento in cui non sono più cresciuti gli immobili a livello annuale. Cosa succede? Finché crescevano,
Le banche hanno fatto carne di porco, però bastava una rivalutazione del 2% di tutte le garanzie immobiliari e automaticamente si copriva tutto. Ora che con la crisi del 2008 che è cominciata finanziaria, si è manifestata ed è nata a fatalità dall'immobiliare, la crisi del Brasile è nata dall'immobiliare. È l'immobiliare che è il vero tumore di queste banche. Perché? Perché nell'immobiliare è tutto semplice, le valutazioni ci possiamo mettere d'accordo noi tre, mettiamo a bilancio 500, poi ne vale 300. Faccio un esempio banalissimo: il comune di Venezia sta vendendo un immobile a 10 milioni, ce l'ha a bilancio a 14. Quei 4 milioni chi è che li tira fuori? È un falso in bilancio. Dove è stata in questi anni la magistratura? Cosa ha fatto la magistratura? Non ha avuto notizia criminis? Come me ne accorgo io di uno che da Chioggia compra 4-5 alberghi senza essere nessun tipo di garanzia? La Banca Popolare di Vicenza ha dato 40 milioni a uno che non presentava la dichiarazione redditi da 5 anni. È possibile? Certo, quindi, sì, certo. Cioè, come lo sappiamo noi, lo sa la magistratura. E soprattutto, com'è possibile che dai grandi insolventi ci sia un membro del direttivo di Confindustria con la sua azienda? Insolvente, non paghi. Oppure il titolare di un'azienda di calzature di Montebelluna che dichiara di avere 180 milioni di fatturato non riesce a far fronte a 12 milioni di finanziamenti in 5 anni. Ma allora, Cosa ci dice? Due sono le cose. Due sono le cose. O i bilanci sono fasulli, perché è evidente che un'azienda che dichiara 180 milioni e non riesce a far fronte a 12 milioni di finanziamento, qualcosa non funziona. Io che sono magistratura, io che sono guardia di finanza, dico: scusami un attimo, spiegami questa cosa qua, visto che come l'ha saputo Pontelli che non hai fatto fronte a questi tuo sei diventato insolvente per 12 milioni, spiegami perché non lo fai. Ma cosa serve la guardia di finanza? Ma devo andare io a fare un esposto? 180 milioni di fatturato, non stiamo parlando di un artigiano che fattura 2 milioni e mezzo e fa difficoltà a far fronte ad un finanziamento, stiamo parlando di decine e decine di milioni, vale l'1% del suo fatturato nei 5 anni e non riesce a pagarlo, diventa insolvente. Ma voi lo sapete cosa succede quando una persona non paga una rata? Finisce nei cattivi pagatori, ha finito di utilizzare il banco, certo, ma li assegni tutti. Queste banche qua, queste aziende qua, che ripeto, dichiarano 180 milioni di fatturato e non fanno fronte a 12 milioni, ma cosa bisogna fare? E questo è evidente che 12 milioni, una parte finisce in azienda, una parte finisce all'amministratore della banca, una parte finisce al titolare dell'azienda. Bisogna cominciare a dire in faccia queste cose qua, perché è inevitabile. Ecco, questi che sono debiti dunque per la banca sono i famosi NPL? No, questi sono insolvenze, poi ci sono quelli che sono proprio dichiarati, che sono proprio inesigibili, diventano gli NPL. Ma ce ne sono, questi sono quelli che sappiamo. Ma io non oso immaginare cosa per arrivare a 8 miliardi tra NPL insolventi. Bisogna avere. Banca Popolare di Vicenza ha 24 milioni di opere d'arte in bilancio, hanno fatto una figa, ce ne sono per 2 milioni. Ma voi lo sapete cosa per una famiglia cosa vuol dire prendere 20 milioni? Vuol dire che sono a posto con spese di avvocati per le prossime 10 generazioni. Certo, Portelli. Professor Case, questo il quadro che ci ha presentato Pontelli è un quadro di una società, come possiamo dire, la Via Marcia? Ma, no, è una banca che non è stata mai controllata, che i controlli che sono stati fatti non sono stati resi pubblici o sono stati fatti male. E abbiamo visto l'altarino che è successo tra la Banca d'Italia perché è voluto. C'è niente da fare, è voluto, il cittadino è escluso da qualsiasi controllo, quello che dicevamo prima per il discorso dell'ospedale di Padova. Noi non sappiamo niente fin tanto che non ci arriva la tegola in testa, e quando ci arriva la tegola in testa cosa succede? Allora salvo la banca, perché c'hai i dipendenti, no? Abbiamo visto come è andata a finire, 4.000 esuberi che vengono messi in prepensionamento, attenzione, no, ma in un momento in cui lo Stato sta dicendo voi dovete andare in pensione a 70 anni, quindi state tranquilli, lavorate, mettete il cuore in pace, eccetera. No, questi vengono pensionati prima. Ma come vengono pensionati prima? Quei soldi nostri? Ma siamo scemi.
Ma questa è la disinformazione, ma la disinformazione premeditata e voluta, e il merito è degli editori e dei giornali, perché evidentemente anche loro al loro tornaconto a non spiegare bene le cose come succedono. Bel titolone, no? Zoní è andato in Sud America a fare il bagno su non so dove, no? Ma non ci raccontano che come mai, e questo succede normalmente in tutti i tribunali, no? Il giudice fa un sequestro preventivo, io faccio anche un arresto, voglio tutelarmi, preventivo, posso arrestarlo perché non si sa mai che scappi. Ha intestato tutti i beni fino all'altro giorno ai suoi parenti, amici e quello che è, evidentemente sa che è immune e c'è un'immunità ad alto livello, esiste questa immunità. Allora io, siccome la nostra è un'azienda pubblica, stimolerei i giudici ad andare a vedere chi dà questa immunità al signor Zoní. Vogliamo controllare, vogliamo essere trasparenti. Vorrei che i procuratori della Repubblica, quelli che stanno indagando, facessero delle conferenze stampa ufficialmente, perché non c'è niente di segreto, tutti fregati siamo stati, no? Conferenze stampa dicendo noi siamo arrivati fino a qua, siamo arrivati, perché non c'è niente. Allora, se c'è un segreto, allora bisogna tenerlo via. Ma siccome il signor Zoní e compagni sono liberi, vanno in giro e possono continuare a far danni, allora io un arresto cautelativo lo farei. No, anche perché io ricordo che a Mani Pulite la gente non voleva parlare, perché era l'epoca dove il politico e l'amministratore pubblico poteva fare il cavolo che voleva perché era impunito, no? Cosa hanno fatto quei Mani Pulite? Li hanno messi in galera, li hanno tenuti finché ha parlato e dopo 2 mesi, va bene, tutti quanti si sono messi a parlare perché hanno capito che non c'era scampo, se no facevano l'ergastolo dentro lì se non parlavano. E mi pare che sia una cosa semplice, l'hanno già adottato i giudici, sono metodi collaudati in Italia. Vogliamo collaudarli anche in Veneto oppure a Roma dove sono saltate le altre banche popolari? Perché se no non ne veniamo mica fuori. Cioè la pagliacciata di non avere notificato per tempo, ma da quanto tempo abbiamo queste notifiche? Da quanto tempo conosciamo i rei? Va bene? Certo, le persone che sono stati e i reati. Le mando per tempo, non solo, ma metto là 5 persone che controllino tutto e quando si va in udienza è un'udienza seria e non possiamo andare avanti così. Quindi questa lentezza della giustizia, perché io noto una cosa, quando il reato è piccolo, no? La mamma poveretta che un colpo di follia ammazza il figlio, no? Abbiamo fatto porta a porta, hanno fatto i modelli spiegando entrata di qua, uscita di là, ma forse c'era l'elicottero, chissà perché, hanno fatto delle sceneggiate che non finivano mai su una cosa poveretta che era miserevole, brutta per carità, ma qui abbiamo truffato, c'è gente che si è suicidata, è stata indotta a suicidarsi e stiamo ancora, forse abbiamo notificato, non è tornato, l'ha ricevuta, eccetera, con i sistemi che ci sono oggi, di inviare in tempo reale, in un nanosecondo, notificare tutto quello che voglio, via fax, via internet, tutti i PEC, tutto quello che vogliamo. Utilizzare la DHL, sai, il tuo corriere arrivi, fai la firma elettronica, è arrivato, fine. Ma non ci vuole un ingegnere per certo. Eppure noi siamo ancora fermi. Eppure da noi succede. Non siamo fermi, non siamo fermi. Bravo. No, Bravo. siamo seduti e vogliamo restare seduti, non ci alziamo, vogliamo stare fermi perché se io voglio correre, mi alzo e corro. Non è possibile. Allora questa doppia faccia della magistratura direi che comincia a pesare, che sia veloce quando le cose sono molto importanti e dopo per carità faccia giustizia anche le cose medio piccole.
Certo, certo. Allora, adesso sentiamo invece come abbiamo incontrato il senatore Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, che ha spiegato un po' quello che si sta facendo per questo discorso del ristoro degli azionisti, e dei correntisti, gli investitori, dei soci dell'ex Popolari Venete. Sentiamo cosa si sta facendo. Di noi stiamo ragionando su delle forme che possono ristabilire un canale di fiducia, innanzitutto tra i risparmiatori e il sistema bancario e direi anche lo Stato, che pur non avendo una responsabilità diretta, anzi noi siamo intervenuti a salvare situazioni che potevano avere un esito ancora più drammatico, però è chiaro che la percezione dei cittadini e dei risparmiatori coinvolge tutti. Per questo stiamo ragionando all'interno proprio della legge di bilancio della costituzione di un fondo che affronti il problema delle persone che hanno subito danno dalla mala gestio delle situazioni bancarie che sono poi cadute in una crisi come le due Venete o come le 4 Ferrara, eccetera. Quindi situazioni che sono esplose, che hanno prodotto mis-selling, che hanno prodotto anche nei risparmiatori consigli sbagliati, e molti in maniera involontaria si sono trovati a dover vedere prosciugati i loro risparmi. In questo caso è opportuno che ci sia un intervento che venga affrontato per dare un ristoro. Quello che a me pare importante è che si costituisca il contenitore attraverso il quale poi si può procedere per le molte strade che possono arrivare anche a coprire le situazioni più esposte. Per fortuna che abbiamo incrociato un grande gruppo che ci ha consentito di evitare il fallimento. Proviamo a pensare cosa sarebbe successo quel lunedì mattina se gli sportelli avessero chiuso, se gli imprenditori, i risparmiatori avessero trovato gli sportelli chiusi dalle due banche. Detto questo, io sono convinto che ci vuole un pluralismo, per esempio nella gestione degli NPL è opportuno che ci siano più interlocutori che aiutino la SGA, che non avrà licenza bancaria, a gestire questa massa importante di denaro che va recuperato, ma che noi prevediamo di recuperare in un tempo non breve, in maniera tale da evitare speculazioni. Quindi siamo di fronte ad una riflessione che anche il Veneto deve fare su se stesso, perché in qualche modo da un lato verso Milano, ecco, da un lato, e dall'altro una crisi a nord-est, insomma cos'è la finanza veneta è una riflessione che ci coinvolge tutti. Ecco, allora, insomma, ha detto varie cose che io vorrei che commentassimo. Inizierei da Cavallari, allora, innanzitutto. Allora, il fondo... partiamo dalle premesse. Siamo partiti malissimo, perché in giugno è piombato praticamente, per volere dell'Europa, della DG Comp, che praticamente ci ha privato del requisito della continuità aziendale 2 banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e quindi nel giro di un giorno o 2 si è arrivati a un decreto legge che di fatto ha disciplinato in una sorta di cornice normativa la liquidazione coatta amministrativa delle 2 banche. È subentrata molto rapidamente, diciamo, Banca Intesa, che al prezzo di €1 ha rastrellato tutto quello che c'era da rastrellare in termini di attivo. Quindi, Baretta ha detto che è stata una fortuna. Baretta ha detto che è stata una fortuna, però ecco, è stata una fortuna. Allora, è stata una fortuna, diciamo, dal lato così dell'operatività dello sportello bancario, ma si sono dimenticati completamente della platea dei risparmiatori azzerati, e da questo lato è stata sicuramente una sfortuna. Quindi bisogna sottolineare, d'accordo che siamo riusciti a tenere aperti gli sportelli bancari, ma ci siamo dimenticati del risparmiatore. Allora, detto questo, la cosa peggiore è che è subentrata poi la questione della improcedibilità dei giudizi, e quindi il risparmiatore si è trovato privato della possibilità di ottenere un risarcimento anche di fronte alle autorità giudiziarie. Allora, se questo è il problema, ovviamente la prima cosa a cui si è dovuti pensare è a trovare forme alternative di ristoro, e quindi si è dovuto, e bisogna farlo subito, perché siccome noi dell'Associazione dei Consumatori seguiamo le chat, compresi WhatsApp, sappiamo perfettamente che la gente vuole il ristoro immediatamente, non lo vuole né nella prossima legislatura né fra 5 o 6 o 7 anni, lo vuole subito. Questo è il problema. Se noi dobbiamo affrontarlo subito il problema,
Al momento il nostro interlocutore è il governo attuale. In questo momento la maggioranza ce l'hanno, ce l'ha il PD e compagnia. Allora, con questo ovviamente cosa significa? Che dovendo partire immediatamente, perché questa è l'esigenza, non possiamo partire né fra 6 mesi né fra un anno né nella prossima legislatura, come dice qualcuno, non possiamo farlo perché la gente non ce lo permette. Abbiamo cominciato ad intessere un dialogo Federconsumatori, Adiconsum, Adusbef e Casa del Consumatore con le autorità preposte. Abbiamo chiesto che cosa? L'istituzione di un fondo immediatamente, quindi tutte le associazioni nazionali si sono date da fare, si sono rimboccate le maniche, siamo saliti un bel giorno sul treno di Renzi e gli abbiamo detto: caro segretario, il danno l'avete fatto, perché il danno l'avete fatto, adesso dovete ristorarlo, perché se i controlli non hanno funzionato, se la Banca d'Italia non ha funzionato, la Consum non ha funzionato, se tra i due non si parlavano e se praticamente la legge non rende più procedibili i giudizi civili, qualcuno alla fine i soldi li deve tirare fuori, c'è niente da fare. Allora, siccome non possiamo aspettare un anno, facciamolo subito, per piacere. Detto, fatto. Qual è il problema? Il problema è il contenuto del fondo. È lì che è venuta fuori la divisione, perché ovviamente c'è chi dice quegli 4 spiccioli che il governo ha messo adesso a disposizione sono roba da far ridere i polli, va bene? Allora, come diceva Pontelli prima, no? Come dicono tanti, un caffè per tutti, un caffè per tutti, come dicono tanti, però se io non do adesso al risparmiatore come associazione dei consumatori la risposta, noi, quindi non è una questione né elettorale né certo. se non la do anche voi. Il risparmiatore poi dopo si bufalisce, certo. e la situazione scappa di controllo. Poi sui mezzi, sulle forme, sui contenuti e sul quantum si potrà discutere, però la soluzione va trovata adesso. Io chiedo scusa perché, ripeto, non sono avvocato, non sono economista, non sono professore, ma purtroppo per me sono un ignorante risparmiatore, no? E nella mia ignoranza voglio dire una cosa, perché non è uscita su nessun giornale. Io devo ringraziare questa emittente che mi dà il permesso di dire oggi una cosa. C'è un gruppo, scusatemi, io ho incontrato gente ieri sera, 400 persone, 300 persone questa sera, risparmiatori di incontro tutte le sere. Voi state raccogliendo... Noi stiamo raccogliendo le parti civili per il processo penale della le adesioni dunque sì. Allora, la storia dell'emendamento alla finanziaria nasce a settembre in una nostra riunione, okay, dove c'erano tutte le televisioni presenti, insieme con il sindaco di Vicenza, grande esponente del PD, e un rappresentante della regione, Ciambetti. Nasce l'idea dell'emendamento alla finanziaria come ultimo atto di un governo morente, okay, che ha fatto il danno, per ammissione della stessa politica, di fare un decreto, che è quello del 25 di giugno, dove è vero che tengono accese le insegne di Popolare di Vicenza con scritto sopra Banca Intesa, okay? È vero, ma tutta questa operazione ha un costo abnorme per lo Stato, perché lo Stato anticipa 4 miliardi a Banca Intesa per l'operatività dei conti correnti, anticipa la cassa integrazione e la prepensionamento, anticipa miliardi su miliardi da tirarsi fuori subito, e a copertura hanno messo quello che riscuoteranno dalla SGA, come dice il buon Per Paolo Baretta. Sì, esatto, Baretta, da tirarsi fuori all'interno di quelli che sono gli NPL, no? Bene, la nostra proposta, dopo un mese di studio, da quel famoso settembre dove è uscita questa idea, perché l'abbiamo studiato noi l'emendamento, l'abbiamo studiato, l'abbiamo depositato anche, c'è tanto di deposito, di numero e di tutto, abbiamo chiesto 4 miliardi per tutti i risparmiatori di tutte e due le banche, da tirarsi fuori all'interno degli 8 miliardi di incagli che ci sono. Okay? Questa era un'idea, sotto molti punti di vista, intelligente, perché lo Stato doveva fare solo un anticipo di cassa, basta, tramite Cassa Depositi Prestiti o quant'altro. Invece sono riusciti a fare un aborto anche di una buona idea. Dice Baretta, abbiamo salvato, sì, avete salvato solo quelli che vi comodavano nel momento in cui vi comodava. Perché? Perché i lavoratori, come ha giustamente detto il professore, vanno in prepensionamento, okay? E quindi i sindacati sono contenti, vanno in prepensionamento alla faccia di tutti quelli che non ci possono andare, okay? Ma
Il favore lo hanno fatto lo Stato, perché lo Stato c'è una normativa europea che garantisce i conti correnti fino a 100.000 euro, e quelle due banche non avevano un conto corrente di sopra dei 100.000 euro, e ve lo dico perché io i dati li ho visti, ok? Quindi in realtà chi ha risparmiato sono i 13 milioni del fondo interbancario, che non avendo fatto fallire queste due banche, perché se fossimo andati a processo noi risparmiatori, visto la frode che ci hanno fatto, avremmo vinto il tribunale come stava succedendo, e lei lo sa, avvocato, queste banche avrebbero dovuto tirare fuori una marea di soldi, si sono inventati un decreto che ci azzera, ma dico di più, a fronte di quello che ha detto giustamente il professore, il dottore qui di fianco a me, tutto questo è successo perché c'è una copertura di fondo di chi? Di persone che hanno preso soldi senza averne diritto. Ve ne dico una che non sa nessuno, un consorzio partecipato dalla provincia di Udine e dai comuni friulani, ok? Per aiutare un'area a svilupparsi, che avevano messo a garanzia dei terreni a 17 milioni, ne hanno presi 36 di fido, io mi domando come abbiano fatto, e sono in sofferenza per 6 milioni di euro. No? Scusate l'agitazione, ma è una cosa inguardabile in un paese normale. No? Scriviamo alla Serracchiani, la Serracchiani ci ha risposto? No, il CDA era stato commissariato, lei lo ha reintegrato, gli abbiamo scritto, gli abbiamo chiesto questi 6 milioni quando arrivano, perché che un ente pubblico si mangi i soldi di una banca privata dove ci sono dei suoi risparmiatori che sono anche suoi elettori dentro, penso sia inammissibile, e passatemi il francesismo, una porcata pazzesca, no? Non ci ha risposto. E tutto questo perché? Per arrivare da dove diceva il professore prima. Siamo arrivati a scoprire che dentro Banca Popolare di Vicenza, e questo fa scomodo a parlarlo, quindi vediamo se ci tagliano stasera da qualche parte, no? In giro per le reti, i servizi segreti gestivano i loro conti correnti tramite Banca Nuova partecipata di Popolare di Vicenza. Olè! E il sottosegretario Baretta dice abbiamo salvato segreti italiani che dopo i servizi segreti italiani hanno appoggiato 680 milioni di euro di gestione di conti correnti per i loro servizi, per il loro personale, per tutti gli infiltrati che hanno, per tutte le persone che pagano, per tutto il sistema all'interno di Banca Nuova, che è una partecipata di Popolare di Vicenza, ed è una cosa importantissima. E qua viene fuori la questione delle protezioni. Perché c'è una protezione di fondo? Perché poi veniamo a sapere in questi giorni che, ad esempio, no, c'è una lista di grandi debitori della Popolare di Vicenza che viene segretato, che non è oggetto di nessuna indagine, e da chi viene segretato? Da quella commissione politica che dovrebbe fare chiarezza, e invece segreti i dati. Ci dice solo quello che già sapevamo. Il presidente della commissione? Omen nomen, Casini, omen nomen, guardi, è allucinante. Ma noi non ci siamo, guardi, noi, le dico di più. Ha detto che lui è il garante? Sì, di se stesso e dei suoi amici, lo è sempre stato. Sì. Ma le dico di più, ci hanno convocato in commissione. La figlia di? Di un grande uomo, un grande affarista che qualche NPL in giro per il mondo ce l'ha, insomma, no? Sì. Dopo alla fine è sempre lì il giro, però che fallì, fu revocato al fallimento e lo Stato dovette pagare in lire italiane 1.000 miliardi. Sì. Ma per finire poi il discorso della commissione, perché bisogna farlo tondo poi il discorso, e queste cose, no, la commissione le secreta. Poi veniamo a sapere che ad esempio Veneto Banca finanziava tramite amici del presidente, azionisti anche di Treviso, anche politici, per acquistare, azionisti di Veneto Banca, amici suoi, per acquistare con i finanziamenti azioni di che banca? Banca Etruria. Quindi aiutare la famiglia Boschi. Quanto ci è costata la politica all'interno di queste situazioni? Certo. E perché tutti fanno finta di niente? Io non voglio un fondo, io voglio tutti i soldi, perché qua la torta l'hanno preparata alle nostre spalle, e parlare di un fondo vuol dire parlare di mezze verità. I soldi li devono tirare fuori tutti, perché fra poco ci sono le elezioni e voglia o non voglia devono venire qui, e qui i voti li suderanno cari tutti, perché dentro a quell'emendamento abbiamo convocato PD, Lega, centrodestra, centrosinistra e anche Grillini, e il risultato è quello che avete visto. Certo. Io mi sono già fatto prendere in giro da Zonin, basta. Sentiamo il signor Ernesto che è in attesa, che vuole intervenire. Signor Ernesto, buonasera, lei chiama da dove?
Sì, buonasera, chiamo da Udine, Friuli Venezia Giulia. Volevo salutare intanto lei, direttore, e i suoi ospiti lì. Grazie, prego. Volevo fare una domanda ai suoi ospiti, appunto. Io sono abbastanza un grosso azionista del Friuli qua. Io non ho transato la transazione che aveva fatto la Popolare di Vicenza, che aveva messo 600 milioni, non ho aderito. Adesso nella liquidazione coatta amministrativa, quelli che hanno avuto già la transazione del 15% hanno il diritto di entrare, perché attenzione, cioè nella Popolare di Vicenza parlano che ci sono 200.000 immobili, cioè c'è abbastanza valore nella banca. Volevo capire se quelli che hanno già transato possono entrare nella LCA. Ecco, tutto qua volevo sapere. E dopo, grazie. Ecco, volevo salutare un momentino qua la Fede Consumatori del Friuli Venezia Giulia, che siamo anche noi seguiti dalla dottoressa Puschiassi, speriamo bene, insomma. Bene. Grazie mille per la trasmissione. Grazie a lei signor Ernesto. L'avvocato, facciamo rispondere l'avvocato. Proprio di no, perché la fregatura l'hanno già presa, nel senso che col 15% hanno transato Omnia nei confronti di tutti, Papa compreso, e quindi mi sembra improbabile che si possa chiedere l'ammissione al passivo, perché si tratta pur sempre, non è un procedimento di carattere civile, ma si tratta pur sempre di chiedere un ristoro o risarcimento nei confronti di una banca nei confronti della quale tu hai già transato. Quindi la vedo molto difficile. Certo. Pontelli, ecco, prego. Quello che poi è paradossale è che quei 4 miliardi che Banca Intesa ha preso, ha comprato titoli del debito pubblico. Non è che io ti do 4 miliardi e tu vai a giocare a golf, hanno comprato titoli del debito pubblico. E tra l'altro non si deve dimenticare un fattore importante, anche adesso il suo... Devo spiegare ai telespettatori l'operazione, perché per noi è chiara. Noi purtroppo si tende a dimenticare che noi ogni 10 giorni, massimo 15, noi ci richiamo presso Francoforte, dove esiste il summit di tutte quante le banche internazionali, ovviamente anche quelle italiane, e chiediamo di rinnovare i nostri titoli del debito. In questo periodo poi, per di più, grazie al quantitative easing, i tassi sono praticamente azzerati, quindi paradossalmente noi cosa abbiamo fatto molto intelligentemente? Invece di ridurlo abbiamo aumentato questo debito e siamo sempre a caccia di nuovi finanziamenti perché abbiamo il fiato corto. Infatti quando sento parlare di 4 miliardi, 6 miliardi di messe in prepensionamento, io dico sempre: ma com'è possibile che non riescono a trovare 200 milioni, cioè un decimo di quello di cui stiamo parlando, per le forze dell'ordine? D'accordo? Quello che è importante ricordarci è che Banca Intesa San Paolo, noi la si dipinge come una banca perfetta. Fantastica. Sta chiudendo un terzo delle sedi. Solo a me sta chiuso 4 uffici. Manderà a casa dai 3.000 ai 4.000 dipendenti. Sono 4.000, hanno già raggiunto l'accordo. Allora cosa succede? Con €1, molto probabilmente quei 4.000 si accoderanno i 4.000 della Banca Popolare di Vicenza, e quindi loro con €1 si sbarazzano di quelli che loro considerano i costi. Io l'ho scritto nel giugno e mi ha risposto uno da Roma: tu vuoi andare in galera? Io te lo riscrivo perché è sul mio profilo LinkedIn. Banca Intesa, lei sa benissimo che quando fai delle ristrutturazioni, specialmente quindi purtroppo il mercato cala, devi mandare a casa delle persone, hai dei costi notevoli per le aziende. Enormi. Banca Intesa l'ha fatto con €1. €1 si è sbarazzata di 4.000 dipendenti, li ha accodati a quelli di Popolare di Vicenza ed è perfetta. Teniamo presente, mi faccio riferimento anche alla domanda dell'intervistatore, quando dice: so che ci sono 200.000 immobili, quindi c'è valore. Attenzione, guardate che il mondo è cambiato. L'anno prossimo il sistema bancario italiano metterà sul mercato 435.000 immobili. Valore nominale 83 miliardi, sperano di prenderne 21, un quarto del valore. Quindi quando sento dire: ma la banca ha molti immobili, sono valutati 100 milioni, è oro che cola, se ne prenderanno 15 o 20. Certo, perché il mercato è quello che è, tra l'altro. Anche il mercato è questo. E poi l'immissione di un questi immobili deprezzerà ancora di più il mercato immobiliare, che certamente non è un mercato in forte ascesa. E paradosso nel paradosso,
siccome il mercato immobiliare molto spesso funge da garanzia alle altre banche, io vedevo che le banche, tutte le garanzie, anche delle banche definite quantomeno sane, vedranno a diminuire le proprie garanzie bancarie, e questo innesca un volano che deve essere fermato in qualche modo, e invece si rimanda sempre a quello dell'anno dopo. Il governo rimanda al prossimo governo che verrà eletto, gli amministratori loro non hanno nessun tipo di problema, tanto i liquidatori, ragazzi, abbiamo Viola come liquidatore, cioè, ma voglio dire, chi è questo Viola? ex Monte dei Paschi di Siena, ex direttore di Atlante, cioè questo non è Questo è un... Sì, tra l'altro proprio oggi, sì, no? È uscita la notizia. È un cannibale. ma non so se sia un cannibale, ma voglio dire, ma nel mondo italiano non esistono tre liquidatori che non siano compromessi con la gestione delle banche fino adesso? Io sono convinto che tre persone sane, mediamente preparate e magari che non siano compromesse con i gruppi bancari precedenti ce ne saranno in Italia. Invece hanno messo Viola, sia per Banca Popolare di Vicenza che per Veneto Banca. Uno che è già stato compromesso con Monte dei Paschi di Siena, perché ricordiamo che Monte dei Paschi di Siena, che adesso si può investire, Renzi disse a gennaio, adesso possiamo investire, ci è costata 7 miliardi, 14 mila miliardi, e poi di soldi pubblici, ricordiamoci, scusate, non sono pubblici, sono soldi nostri, dei cittadini, pubblici, sembra che sia una cosa fuori. Non dimentichiamoci un'altra cosa importante, si fa riferimento all'SGA, che è questa famosa società pubblica che ha gestito i fallimenti del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli, le due banche, una siciliana e una napoletana. Loro, per arrivare a circa il 18-20% del valore dei titoli, ci hanno messo 18 anni, perché questi fallimenti sono degli anni 80-90, c'era la lira, ed è da allora che subentrò la volontà di passare dalla gestione pubblica, che quindi era sostanzialmente in mano ai gruppi di potere e ai partiti, alla gestione privata, che forse è stata anche peggio. Adesso io non voglio dare valutazioni complessive, ma ci ha messo 18 anni. Quindi cosa diciamo ai risparmiatori di oggi? Aspetta SGA, aspetti 18 anni. Per quello che noi abbiamo fatto l'emendamento. Scusate, abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire, il signor Roberto. Buonasera signor Roberto, lei chiama da dove? Dalla provincia di Venezia. Prego. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, la questione banche, vediamo di ricordare un attimino velocemente la trafila. Anni 90, credo fosse metà anni 90, 94, 95, se non vado errato. D'Alema è stato intercettato in una sua telefonata che diceva abbiamo una banca. Era Fassino? Ed era appartenente già al PDS, poi diventato PD. Questa banca era il Monte Paschi di Siena. Da quel giorno abbiamo visto il Monte Paschi dove è finito. Dopodiché Etruria, guarda caso, la famiglia Boschi dentro il PD. Dall'Etruria passiamo Popolare di Vicenza, Veneto Banca e poi, ultime e non ultime, le banche friulane. Tutti hanno avuto amministratori legati al PD. Vogliamo tener conto che con il fatto che è stato tagliato il finanziamento pubblico ai partiti, l'unico partito che non ha mai lamentato difficoltà è stato proprio il PD. Quindi gira il denaro che manca dalle banche, a farla breve, è finito tutto in mano ad amministratori del Partito Democratico. Ultima cosa, quel dirigente del Monte Paschi che sembra si sia suicidato lanciandosi dalla finestra, col tempo scopriremo che è stato lanciato dalla finestra, e quell'amministratore faceva parte della sezione PD di Siena. Basta approfondire le ricerche e lo scoprirete. Buonasera. Buonasera allora. Adesso cercheremo di capire. Allora Pontelli, condivide questa chiave di lettura di Roberto? Che se tutti i soldi che hanno rubato, che tutti i soldi delle truffe delle banche fossero finiti nel PD, adesso il PD sarebbero tutti miliardari, e le spiego perché. Perché il PD, ricordiamoci, da settembre di quest'anno ha messo in cassa integrazione, quindi a carico sempre dello Stato, un'ottantina di dipendenti della sede centrale delle varie sedi, per cui il PD non è che navighi finanziariamente in ottime acque. Il problema di base arriviamo sempre alla questione di base. Noi abbiamo avuto la nostra economia sostanzialmente
al di là della parte industriale, che è l'ultima, ribadisco, l'ultima parte ancora sana, al di là dell'evasione, l'unica parte sana è che prende un pezzo di ferro, prende un'idea, fa un prodotto e lo vende. Lo vende all'Italia o all'estero non fa nessuna differenza. Noi abbiamo avuto un'economia che si è basata sempre solo sulla rivalutazione degli immobili. Questo ha drogato le banche, i mediatori, la finanza, tanto comunque il valore degli immobili l'anno dopo si rivalutava, per cui anche se la mia operazione finanziaria era in perdita, io ero comunque coperto. Adesso questo mercato è finito, bisogna che la gente cominci a capire che investire in una casa vuol dire investire in un bene che perde valore, come un'automobile, perché è un bene esposto all'intemperie, a parte le località turistiche ad alto pregio, che sono 10-15, a parte i centri storici tipo Siena, ovviamente una casa a Siena è una delle piazze più belle del mondo, non potrà, ma le altre case sono destinate a perdere valore perché hanno l'usura del tempo. Invece noi siamo cresciuti economicamente con delle case dove ci dicevano ma aumenta di valore. Ma com'è possibile? È come se domani dice hai comprato la macchina a 20.000. Ma è stato un periodo in cui sono cresciuti. Sempre sono cresciuti, dal dopoguerra ad oggi. Ma perché è un'economia che è sbagliata? Perché in questo si guadagnavano i comuni che cambiavano le destinazioni dei terreni da agricoli in urbanistici, i costruttori, i politici, i venditori, gli assessori, tutti erano contenti. Ma perché in Germania, che è davanti a noi, lo sa Dio di quanti punti di PIL, il 70% delle persone è in affitto? Ma sono stupidi? Certo. Ma perché? Perché loro per chiedere un mutuo per chiedere un prestito in banca non portano la casa, portano la busta paga della Volkswagen, della Mercedes o di quello che è. E invece noi per avere 100.000 euro portare un immobile che valeva una volta 400.000 euro. È nostra, è proprio la direzione e soprattutto il settore dell'immobile ha permesso a tutti, bravi, buoni, stupidi ed ignoranti, di operare a ugual livello. Certo. Sì, però attenzione, il valore degli immobili adesso è determinato da una serie di altri fattori aggiuntivi, che vuol dire intanto che c'è stata una speculazione sugli immobili voluta e premeditata, perché dopo il passaggio della lira all'euro, quando i tassi di interesse sono calati, improvvisamente le banche, cosa che non era successo nei 40 anni precedenti, hanno incominciato a prestare denaro a chiunque. È successo a uno dei nostri collaboratori della televisione che gli hanno prestato i soldi non solo per gli immobili ma anche per l'arredamento e il pagamento perfino del notaio, con un valore dell'immobile che era sproporzionato. Quando ho detto guarda che non lo pagherai mai questo perché se cambia la situazione poi è riuscito a venderlo guadagnandoci sopra un 30% perché gli immobili crescevano e si è comprato un immobile un po' meno caro e è stata una fortuna perché adesso ha la possibilità di cavarsela comunque. Allora, perché prima noi abbiamo distrutto l'etica e la famiglia e la maggior parte delle banche erano cristiane, e non prestavamo i soldi ai giovani che si sposavano. Io ricordo miei compagni di scuola che uno dormiva a casa dei genitori e l'altro dormiva a casa degli altri genitori e riusciamo a fare una famiglia in questa maniera e non c'erano i soldi, gli interessi andavano alla fine al 18-20%. L'inflazione a doppia cifra. Allora, e improvvisamente prestano i soldi a tutti e quindi tutti vogliono comprare la casa, quindi c'è questa esplosione mostruosa. Oggi non c'è più necessità perché prima di tutto ce ne sono troppi, la gente nel frattempo è invecchiata, ma c'è un altro fattore, le banche sono fallite, perché diciamocelo che non sono fallite nominalmente, ma i risparmiatori sono senza soldi e questo si va a ripercuotere sull'investimento dell'immobiliare. Quindi questa è una situazione che l'hanno creata le banche, l'hanno gestita le banche, ma cosa è successo? È successo che gli impresari vendevano immobili a prezzi folli, no? Costruivano, ed è successo a Padova, qui il grattacielo accanto a noi, hanno costruito col prestito delle banche
la società ha chiuso, è fallita, si sono tenuti i soldi, l'immobile è ancora là e sarà di qualche banca che sta piangendo, ma questa è la situazione. Cioè c'è stata una speculazione, sempre d'accordo con i direttori di banca, c'è stata una speculazione che è andata a finire sulla schiena dei risparmiatori. Allora, la filosofia di tutto questo, a me non interessa che Baretta tiri fuori 200 milioni, non aiuta nessuno, sono migliaia di persone che hanno bisogno, poi per carità meglio qualcosa piuttosto che niente, ma è il controllo, succederà di nuovo. Non è che da questa situazione la politica ha detto adesso mettiamo i controlli in maniera tale che non succeda mai più. No, continuerà perché non è successo niente. Il teatrino della Banca d'Italia con la Consob l'abbiamo visto, ha preso in giro il Parlamento, ha preso in giro la Commissione, ha preso in giro tutta l'Italia, non si è mosso nessuno. Posso fare notare una cosa? Posso notare che è uscito un derivato che ha come base gli NPL? Sì. Siamo arrivati al, ma non c'è scritto fuori. Al paradosso, cioè abbiamo un derivato che ha come titoli sottostanti gli NPL. Sì. Cioè, questo è una follia, ma lo vendono perché danno tassi altissimi, il pollo che si mangia l'esca, l'amo e anche la canna. Mi ricordo la crisi dei supremi immobiliari. Ma noi stiamo facendo il professore mi sembrava di leggere il 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Stati Uniti, subprime, nessuno aveva più soldi per pagare le rate, automaticamente calavano i valori degli immobili, le banche non riuscivano a venderli, tutti quelli che hanno, perché non dobbiamo dimenticarci che molti di questi qua sono anche assicurati e riassicurati, per cui sono tirati dentro anche le assicurazioni, perché fino adesso noi tutta questa crisi bancaria è sempre al netto, perché tutte le valutazioni sul sistema bancario sono al netto dei derivati, perché Draghi ha fatto il regalo di togliere i derivati dalla valutazione patrimoniale della banca, ed è un regalo che ha fatto, dicono perché i tedeschi sono messi male, per cui è stato fatto prima ai tedeschi ma anche a noi, e siamo al netto dell'impatto delle assicurazioni. Le assicurazioni sembra che le assicurazioni sono dentro quanto le banche, perché hanno assicurato questi crediti inesigibili, nessuno dice nulla. Tanto è vero che, se vi ricordate, prima di gennaio addirittura l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Intesa San Paolo aveva detto quasi quasi compro una quota di assicurazione, che del vecchio degli spose una frase del genere può dirla un ubriaco al bar, non può essere un'affermazione fatta dall'amministratore delegato di un gruppo del genere. Per cui lei stava facendo la storia dei subprime americani. È uguale, esatto. è uguale, sì. Noi stiamo facendo quel percorso là. Allora abbiamo ancora un break pubblicitario che facciamo e dopo facciamo l'ultima parte, un ultimo giro di considerazioni sulla situazione, va bene? Anche per capire quali sono le altre banche che stanno soffrendo o che sono in sofferenza o che stanno per partire. A tra poco, dopo la pubblicità.